Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Parte il video. Sì, no, pensavo che... Sì, fai partire, sì. No, volevamo dare il senso di Houston, abbiamo un problema. Vi facciamo vedere un piccolo filmato così entriamo nella storia. Nel frattempo... ok, adesso sta andando. Qui a Verona abbiamo un problema, perché Houston... Beh, ok. Abbiamo un problema qui. Cos'hai fatto? Niente, rimescolato i serbatoi. Ma che? Ehi, Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Abbiamo una caduta di voltaggio sul pannello principale. Abbiamo una notevole attività negli ugelli. Che succede al computer adesso? Non lo so, si aspetti. Abbiamo un allarme generale, Houston. Controllo gli ugelli. non è la valvola di pressurizzazione. Forse è nel posizionamento C. Riconfiguro il sistema RCS. Allarme nel sistema di Il modo in navigazione. cui si accendono è Abbiamo una continuazione di luci di allarme. Abbiamo un reimpostare e ricominciare. Ok, io passo su SCS. Accidenti. Volo, i ritmi cardiaci salgono a razzo. Controllo elettrico, che dicono i tuoi dati? Serbatoio ossigeno 2 nessuna lettura, serbatoio 1 è a 725 per pollice in diminuzione. Le pile a combustibile 1 e 3 sono... Ma che diavolo succede? Volo, ti richiamo fra un po'. Volo, qui GNC. Avanti, GNC. L'astronave è fuori controllo, continua a girare intorno alla verticale. Continua a perdere i segnali radio. Le loro antenne devono essere impazzite. Dovranno stabilizzarla manualmente. Uno alla volta, gente, uno alla volta. Bene, questa è l'introduzione che abbiamo voluto dare. Houston, abbiamo un problema. Ora, questo film è molto bello perché racconta la missione Apollo 13 nel 1970. Loro avrebbero dovuto allunare, ma non riescono perché hanno un problema tecnico. Questa introduzione l'abbiamo scelta anche perché c'è un passaggio più avanti molto bello, molto divertente, dove fondamentalmente gli ingegneri della NASA sono chiamati a risolvere una stupidaggine. Hanno un problema di anidride carbonica e devono cambiare il filtro. Il problema è che hanno un filtro quadrato e fondamentalmente una sezione dove infilarlo che è cilindrica. Allora chiedono agli ingegneri, dobbiamo mettere questo qui dentro. E loro con tutti i passaggi realizzano un filtro di sostituzione. Questa è una modalità per farvi capire quanto
sia importante anche per gli ingegneri quello che recentemente, avendo intervistato Lino Dainese, lui chiama intelligenza delle mani. Qualcosa che si tende a dimenticare, cioè si chiede agli ingegneri di fare i calcoli e tutto il resto, ma poi in verità c'è un aspetto pratico. E questo aspetto pratico si potrebbe paragonare alla capacità di mettere a terra anche le idee, perché finché siamo sul piano dell'astrazione, bene, poi quel che conta è la realizzazione. E allora ne parliamo oggi con fondamentalmente vari punti di vista rispetto al problema. Uno è l'hub, che fondamentalmente mette in relazione Sinext, l'hub che mette in relazione le start-up e le imprese, ma in una modalità diversa rispetto al solito, dove l'impresa può esprimere un'esigenza e può essere da una parte una tecnologia e dall'altra invece un qualcosa di più articolato. Allora, Francesca Gelmini, che è la responsabile dell'area innovation di Sinext, che fa parte di Como Next, che invece è l'hub, giusto? Che è dentro. Sì, in realtà, buongiorno a tutti, Sinext è una rete di poli territoriali di cui Como Next è la prima espressione storica, è un innovation hub presente nel territorio comasco da 10 anni. Oggi siamo pervenuti ad avere una rete di poli con lo stesso modello di technology transfer innovativo diffusi su tutto il sistema nazionale. Quindi Sinext è la holding che raggruppa tutti questi poli. Ok, qui già c'è l'aspetto della complessità. No, ci siamo. Ok, ci siamo. Dopodiché poi affronteremo anche il tema ovviamente della formazione con Giorgio Sbrissa, presidente di ENIPNet. Allora, non può esserci questo senza la formazione. E poi abbiamo invitato anche Erika Ermoli, che è la responsabile risorse umane di una società che si chiama Leaf Space, che opera nel settore aerospaziale, si occupa di telecomunicazioni. Corretto. Ed è il frutto del buon funzionamento di questo meccanismo, cioè l'idea, l'hub, l'innovazione, la formazione, la startup che diventa impresa. Cioè, quindi abbiamo i passaggi. E io sono Dario Delia, che racconta, sono un giornalista, lavoro per Wired. Quindi direi, primo passo, che è quello, diciamo, che negli anni è stato raccontato un po' peggio, cioè il fatto che l'idea, basta l'idea e hai fatto bingo, cioè se hai l'idea geniale realizzi tutto. In verità l'idea è la base di partenza. Ci riflettevo mentre venivo in treno e stavo pensando, è un po' come quelli nel matrimonio, dice ma noi ci amiamo, ok, cioè quella è la base, poi dopo c'è un quotidiano, ci sono 300 cose. Quindi che cosa avviene quando uno start-upper ha l'idea e si presenta, te lo ritrovi davanti? Sì, ecco, innanzitutto, appunto, come diceva bene Dario, non basta assolutamente un'idea per fare un'innovazione. Se ci riferiamo all'innovazione come qualcosa che quotidianamente può cambiare la vita di tutti o perlomeno di qualcuno. Quindi di fatto non basta una buona idea, serve tutto un attorno di strumenti, ma in prima battuta di amici, di alleati con cui andare a trasformare quest'idea in un'impresa. E dico questo perché la nostra esperienza si basa su un modello di incubazione, ovvero di trasferimento dall'idea all'impresa, che non vada a generare unicamente i cosiddetti unicorni, cioè idee che diventano basi per speculazioni meramente finanziarie. Ma il modello di Sinext si basa sulla creazione di effettiva economia. Questo vuol dire creare imprese sane, che per noi sono quelle che entro al massimo un anno possono fatturare in modo tale da rendere sostenibile il proprio business. Questa è la base fondamentale ed è già una delle prime nozioni, dei primi livelli che chi ha un'ottima idea deve considerare. Perché spesso tante persone che hanno delle eccellenti idee non fanno i conti con che cosa significhi fare impresa e fare impresa in un determinato paese. Attenzione, noi lavoriamo in Italia, lavoriamo in Europa, lavoriamo nel mondo, quindi ci sono anche le peculiarità territoriali. Ma voglio tornare allo spunto del video.
Altro asset fondamentale, dicevo, è la compagnia con cui realizzo l'impresa. I team, i famosi team, sono non solo fondanti, ma fondamentali, e la nostra esperienza ci fa ragionevolmente affermare che laddove un team è il più eterogeneo possibile anche a livello personale, ci potrà essere sempre maggior ricchezza, non solo economica, ma anche di capacità di rispondere ai problemi che possiamo comunicare a Allora, Houston. approfittiamone, vi sarà capitato di leggere sui giornali o anche in televisione, si parla di soft skills, ma nessuno mai dice che cosa sono, cioè nessuno entra mai nel merito, dice e poi le soft skills, ok, ma che cosa, per esempio, uno che vuole fare una startup, che ha l'idea, che ha il team, quali soft skills bisogna avere? Che poi vorrebbe dire abilità morbide, potremmo tradurlo in italiano. Sì, sostanzialmente appunto spesso ci si focalizza molto sull'idea core che fonda il business di una società e quindi si vanno a verticalizzare molto le competenze, si va a perfezionare il prodotto o il processo che si vuole proporre al mercato. In realtà, dicevamo poc'anzi, e LiveSpace è un ottimo esempio, poi Erika personalmente parlerà di questo, ma ad esempio se non abbiamo la capacità di comunicare ciò che facciamo, a cosa serve? Cioè, dicevamo prima, l'innovazione deve impattare sulla vita delle persone, ma se io creo un'idea eclatante, ma la tengo chiusa dentro l'enclave del mio team, non serve assolutamente a nulla, è sterile. Un'idea deve essere generativa e per essere generativa tout court deve essere messa in circolo nella collettività. Quindi, ad esempio, una delle doti necessarie è quella della capacità comunicativa, che, attenzione, non è l'appoggiarsi a professionisti o società di comunicazione per creare il piano strategico di comunicazione, il brand, eccetera, cosa assolutamente necessaria, ma attiene anche la capacità dei fondatori, scusate, cerco di usare solo termini italiani, dei fondatori piuttosto che dei collaboratori dell'impresa, di dirsi e di raccontare la propria innovazione in ogni occasione in cui si interagisce con gli altri. È il creare l'occasione, ad esempio, una delle soft skill, l'opportunità di poter far sì che gli altri mi diano anche un feedback rispetto all'idea che ho. Ecco, in questo, una domanda un po' scomoda, diciamo. A me capita come giornalista quando li intervisto, magari a te capita quando loro poi li devi sostenere. Non trovi che delle volte uno si innamori troppo della propria idea? Rimane avvitato sulla propria idea? No, questo è vincente. Tu in tutti i modi gli spieghi, guarda, magari non è il tempismo giusto, magari hai bisogno di fondi, la tua idea è geniale, ma per realizzarla e metterla a terra ci vogliono dei fondi incredibili. Ti capita di dover intervenire in questo modo? Sì, allora, assolutamente. Peraltro io non sono referente né lavoro nel nostro incubatore, ma appunto le colleghe assolutamente espertissime, e dico anche questo perché da anni ormai incontrano circa 150-200 persone o gruppi. Proprio nella prima interlocuzione arrivano persone che ritengono di avere un'idea. Spessissimo quello che le colleghe fanno è, e lo fanno con molto tatto, ma è dire: guarda che questa idea che tu ritieni essere la scoperta del fuoco per l'umanità, in realtà la conosce già mezzo mondo. Quindi è vero, il rischio di essere molto autocentrati c'è sempre, io penso in ognuno di noi, ma appunto già il fatto di interloquire con un soggetto terzo può essere un'ottima leva. E qui torno al nostro modello. Noi abbiamo una selezione molto severa in ingresso che attiene appunto alla qualità dell'idea, ma anche, ribadisco, al fatto che l'idea possa essere marketizzabile, possa essere venduta in un mercato, possa generare fatturato e chiaramente valore aggiunto a livello sociale, perché altrimenti rischiamo, ribadisco, di cadere in tutt'altro filone che secondo noi non va ad arricchire quello che è il tessuto nazionale. Allora, Giorgio, ti chiamo in causa. Qui c'è il tema della formazione, che è un tema delicatissimo. Giusto stamattina ho rifatto qualche ricerca per andare a vedere, però se provate,
anche solo su Google, vedrete che la ricerca di ingegneri, specialisti, professionisti, non c'è settore che non sia la ricerca di risorse umane. E quindi rispetto a questo e rispetto poi alla progettualità che può arrivare da una startup, come si pone un ente che fa il suo core la formazione? Buongiorno a tutti. È una domanda difficile questa. Sì, lo so che è difficile. La risposta è, se dovessi rispondere oggi, e rispondo oggi ovviamente, è ironico, rispetto a queste esperienze di cui noi stiamo parlando, la risposta è: si pone con l'errore. Perché? Perché noi, questo è il mio parere, in questo periodo storico abbiamo una concettualizzazione delle nuove imprese collegate alla possibilità di fare tanti soldi con un'idea che è una cosa facile, che possibilmente la faccio nell'ambito digitale. Questo è bello, però sì, c'è anche qualcuno che si è comprato Twitter con i soldi e non so se lo terrà, ma ci sono anche mondi diversi. Perché l'errore? E rispetto alle competenze, e anche su questo faccio una battuta al contrario, ritorniamo un po' più sulle competenze hard, perché siamo stati troppo sulle competenze soft. E scusami, usiamo il termine di rendere un prodotto sul mercato usando il termine di marketing, che io so benissimo di cosa stiamo dicendo, ma la gente pensa anche a qualcos'altro. Errore. Come ci poniamo rispetto a questo? Vedete, oggi questo lo sappiamo anche dal punto di vista proprio dei sistemi di apprendimento. Uno collega le sinapsi in maniera significativa quando le collega a uno stato emotivo. Vi ricordate quando si andava a scuola, parlo quelli più vecchi, la suora all'asilo che ti tira una sberla, impari. La mamma che ti sorride, impari. Sbagli, impari. Allora, rispetto alle competenze, questo non è un aspetto secondo. E com'è che impari e cosa serve oggi? Serve l'imparare insieme. Perché cosa succede a Houston e cosa succede in questo periodo qui? Siamo in un periodo estremamente interessante. Siamo in un periodo fordista, voi sapete cos'era un periodo fordista? Tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, punto. E fra quello che tu fai questo e quello fai quello non c'è un buco in mezzo. Allora, cosa deve garantire oggi un sistema formativo? Che ci sia una messa della conoscenza in maniera trasversale e condivisa con la capacità critica. Ma la capacità critica è sì una capacità, una skills quasi di ambito emotivo e relazionale, ma deve avere anche una base forte dal punto di vista anche hard. Perché? Perché quando, nel caso di specie, quando io arrivo e ho un'idea, vuol dire che altri non ce l'hanno penso, spero, che altri non ce l'hanno. Ma allora vuol dire che per realizzare quell'idea normalmente non c'è un'esperienza alle spalle. Quindi, se faccio un esempio banale, che faccio spesso nell'ambito della meccanica, dopo lo vediamo, dov'è che avviene? Non sono invenzioni, le invenzioni nella storia dell'uomo sono pochissime, la ruota, il telefono, basta, sono innovazioni. L'innovazione avviene perché uno ha un'idea e mette insieme spesso, sovente, esperienze che vengono da ambiti diversi. Lavoro nei campi, ho visto succedere questa cosa. Sono andato, questa è l'esperienza italiana, adesso vi sembra una roba strana, negli anni 50-60, lavoravo nei campi, sono andato a lavorare nell'ambito meccanico, ho avuto esperienza sulle macchine nei campi, le ho ritrasmesse nel processo produttivo. Dove sta la nostra responsabilità? Rileggere la formazione come un qualcosa che va totalmente cambiato rispetto a come le persone apprendono, e soprattutto con un'attenzione fortissima che l'individuo singolo oggi non è fattore di competitività. Non lo è. All'interno di un'azienda è un gruppo di persone che in maniera critica risolvono un problema. Questo è il nostro primo compito. Seconda cosa, la formazione ha una caratteristica fantastica,
che deve essere un fattore sul quale noi dobbiamo stare molto focalizzati. Qual è? Rendere semplice il complesso. Può sembrare una frase banale questa, ma guardate che all'interno di un processo e nella realizzazione di un'idea, semplificare la complessità per poter realizzare quest'idea è una delle cose fondamentali. Noi dobbiamo avere persone, ragazzi, adulti, che siano in grado con semplicità di rileggere un complesso. Perché? Perché è vero che si ricercano gli ingegneri, ma alla fine il tubo bisogna piegarlo, facci passare un liquido probabilmente a 270 gradi sotto e quindi il tubo me lo mangia. Lo devo saldare perché lui stava usando un tubo in rame collegato a una flange in ghisa. Scusami, io vengo dalla meccanica, l'ho vista subito questa cosa. La prima cosa che ho visto ho detto guarda qua, hanno collegato un tubo in rame su una flange in ghisa su a curva. Forse non poteva reggere, oggi lo sappiamo questa cosa. Questo è anche il nostro compito, quindi errore e rendere semplice quello che è complesso per la realizzazione. Insieme. Ti faccio una domanda che è un po'... Allora, è vero che però esiste un limite della competenza verticale? Cioè, delle volte ci sono stati anni in cui si è puntato tantissimo su questo. Adesso magari siamo in una fase di esplorazione, di sospensione, ma c'è stato un periodo in cui bisogna sviluppare competenze verticali. Non credi che invece è la competenza ibrida quella di cui ha bisogno oggi l'industria, che nel caso magari l'ingegnere che sa riconoscere un tubo e qualcosa che non funziona, insomma, tecnicamente, fisicamente che non va? Ma il verticale è al limite del 5. Cosa vuol dire? Che tu riesci a gestire e trasmettere seriamente non più di 5 passaggi. Non riesci a gestire più di 5 persone. Tant'è, che cos'è che fai? Ti ho mandato una mail, l'ho messa nel cloud. Sì. Cosa stai dicendo? Stai cercando di superare il 5 per gestire. Allora, se noi avevamo un processo fordista, rileggevi la verticalizzazione come un superamento dell'idea fordista in un certo senso. Ma dopo scopri che il rapporto fra il verticale, entriamo in un ambito più complesso, non so se mi state seguendo, ok? Il rapporto fra verticale e orizzontale ha un numero che è determinato dalla capacità relazionale delle persone con gli altri. Ok, che va adesso in controtendenza col fatto che non vogliamo intermediare tutto. Ovvero, la riduco ai minimi termini. Lui dice, guarda, può anche funzionare un sistema dove siamo tante persone, ma dobbiamo ridurre gli strumenti che possono essere le mail, la chat, WhatsApp. Se stiamo dentro un ufficio lavoriamo meglio, però ne sia che in Apollo 13 quando loro devono montare sto robot sono dentro una stanza, cioè, non è che sono in luoghi diversi, sono lì. Io ti dico un'altra cosa e la riprendo e concludo, no? È bellissimo, anche noi facciamo il piano strategico, noi facciamo il piano strategico a 5 anni, noi siamo il piano strategico a 2033, ok? Ma l'avevamo fatto anche prima. Io ho incontrato tutte le persone anche per spiegarlo e a distanza di un anno gli ho richiesto ma ti ricordi che abbiamo detto questo e quello? Sì. Quindi noi abbiamo riletto tutto, il nostro piano è una pagina, solo disegni, 4 colonne, 3 righe, ok? E lo rileggiamo tutti i giorni come un tantra dal basso, perché io con 400 persone sarò anche l'amministratore delegato, ma credimi, certo. Dopo i direttori già qualcuno si è perso qualche punto saliente. Allora, abbiamo parlato del lab, delle idee, della formazione e arriva l'ultima esperienza, cioè la realizzazione, la startup che poi diventa impresa. E citiamo un esempio che è il tuo. Che cosa fa l'IF e soprattutto come è nata? Qual è stato il processo di sviluppo? Allora, l'eSpace è una scale-up, un'azienda che offre dei servizi di telecomunicazione satellitare. Ma ovviamente lo sapevo che sarebbe successo. Ora sì, dai. Lo dovevo fare. Sì, dai.
Vedete che quando è il mio turno non va il microfono, palesemente. Allora, l'eSpace è un'azienda che offre dei servizi di telecomunicazione satellitare, quindi di base l'eSpace ha come clienti aziende molto nel sunto che possiedono satelliti, nano e microsatelliti. Quello che l'eSpace fa è offrire quello è il network di terra, quindi antenne e tutto il sistema software che permette ai nostri clienti di poter comunicare. Scusami, sarà un po' più vicino perché ok. Ora mi sentite meglio? Sì, sì. Ripeto, no scusa, sto scherzando. No, allora, noi offriamo un servizio di telecomunicazione satellitare. Siamo un po' come una Vodafone per chi possiede satelliti, quindi noi offriamo una connettività per poter caricare e scaricare informazioni terra-spazio, spazio-terra. Verosimilmente siamo nati nel 2014 da 3 ingegneri del Politecnico di Milano. La cosa in realtà che poi unisce, siamo cresciuti dal 2016 ad oggi ancora all'interno di Comonext, e quello che effettivamente mi trova davvero tanto d'accordo con il dottor Sbrissa è che noi facciamo una cosa che per i giovani è fighissima, ok? Quindi immaginate quando negli anni 60 c'erano le centraliniste che permettevano una comunicazione continente-continente con dei cavi sotto l'oceano, ok? E ad oggi invece in 3 secondi WhatsApp e videochiamiamo un amico che sta in Australia. Noi vogliamo arrivare a questo tipo di velocità per la comunicazione terra-spazio, quindi di base noi siamo un po' dei giovani centralinisti che stanno cercando di velocizzare al massimo quella che è la comunicazione terra-spazio da essere in tempo reale. Appunto dal 2016 noi siamo in Comonext, siamo ormai un'azienda che conta quasi 40 dipendenti, però con una commistione generazionale e di competenze che effettivamente è un po' il sunto di tutto il concetto del discorso di oggi, perché è vero, è stata fondata da ingegneri, è una società che effettivamente spinge l'avanzamento tecnologico, perché parliamo di antenne, di spazio, quindi qualcosa che sembra lontanissimo dalla vita quotidiana di oggi. In realtà banalmente un servizio che noi possiamo offrire è il Google Maps, ok? Perché Earth Imaging. Però dall'altro le antenne che noi installiamo in tutto il mondo sono delle antenne hardware, quindi componentistica meccanica ed elettronica altamente manuale, quindi certo c'è il software, certo c'è la competenza tecnica, ma di base l'antenna funziona perché io ho dei colleghi che usciti da istituti tecnici, affrontando dei corsi di specializzazione negli istituti professionali, possono effettivamente assemblare quelli che banalmente sono dei rack elettronici che danno vita, sono il cervello delle antenne che permettono quindi questa incredibile comunicazione terra-spazio. Allora, da una parte si rileva che probabilmente il percorso universitario da solo non basta. Assolutamente. E poi, secondo me, la bizzarria, ma che non è bizzarria, si scopre che un elemento chiave per il progetto arriva da percorsi che nominalmente magari delle volte vengono snobbati, perché uno pensa all'università e poi quando immagina i percorsi di professionalizzazione di determinate aree dice sì, vabbè, ho fatto un corso, e invece senza di quello. Sì, tra l'altro sottolineo la compenetrazione anche di competenze, quindi nella nostra azienda, ma come è giusto che sia e penso nel 90% dei casi avvenga, non c'è l'ingegnere che è nell'ufficetto chiuso in un box davanti a un PC, cioè è necessario che ci sia ovviamente una messa a terra di tutto quello che è effettivamente lo studio fatto, e quindi c'è la persona che con delle competenze pratiche maneggia l'hardware, ma c'è anche l'ingegnere che nel momento di, quando si chiama Houston, ok, arriva anche l'ingegnere al laboratorio ed è anche lui che sulla radio piuttosto che sul rack deve magheggiare, ecco, quindi ci deve essere proprio un allontanamento da quello che è una non è una discriminazione, però effettivamente un guardare come in secondo piano certi tipi di competenze. Ad oggi no, e sono anche molto contenta da figlia di idraulico, tra l'altro, che le competenze pratiche stiano tornando alla ribalta, perché è necessario effettivamente che ci sia. Il tema è che quando si diventa impresa
si vanno a cercare gli ingredienti, poi che quello lo trovi nel bosco o lo trovi in negozio o lo trovi in un'altra parte, non è che stai a domandarti la nobiltà della provenienza. E poi senti, ne parlavamo prima, mi ha colpito, tu mi dicevi, noi abbiamo fatto il passaggio startup, impresa, siamo aumentati come personale e poi è emersa una cosa, un problema, la questione organizzativa, cioè un conto è quando fai lo start-upper, sei giovane, senza orari, poche persone, poi dopo quando ti strutturi il peso dell'organizzazione, o meglio, l'organizzazione ti consente di ritornare leggero, probabilmente. Sì, assolutamente, perché quando effettivamente si è in 4-5 è facilissimo organizzarsi, anzi 5 è effettivamente il numero che funziona meglio. Crescendo è chiaro che poi si diventa una struttura destrutturata e quindi la comunicazione diventa più difficile, tutto quello che è l'organizzazione dei team, quindi c'è l'esistenza di team è fondamentale, è quello che crea il tutto, ma il team deve essere effettivamente organizzato e coeso. Quindi ad oggi banalmente dobbiamo affrontare dei problemi che magari non sono dobbiamo scaricare dei dati dallo spazio, quello lo sappiamo fare, ok? Ma è allora come organizziamo il nostro ufficio acquisti, piuttosto che qual è la pratica con cui spedire in giro per il mondo le nostre antenne. Quindi è quasi fare un passo indietro per tornare effettivamente a una concretezza che forse si perde, ecco, viaggiando troppo per voli pindarici. Giorgio, abbiamo la nostra startup è diventata impresa, e però la formazione non è che finisce qui, cioè non è che uno è arrivato, dice vabbè basta. Che cosa fanno poi gli enti come quello che in qualche maniera gestisci tu per sostenere poi l'impresa che continua ad andare avanti e quindi a portare avanti questo elemento di formazione continua? Si sente con questo sì. Allora, cosa facevamo allora e cosa abbiamo imparato a fare oggi? Da allora ad oggi l'evoluzione che è in atto e che io sposo totalmente è da lungo a corto. Noi abbiamo vissuto un periodo in cui confondevamo le parole, competenze, abilità, addestramento, e su questo ce ne mettevamo di tutto, perché anche su questo stiamo attenti quando usiamo i termini, perché da un punto di vista dell'impresa serve l'abilità, oltre alle competenze, che non è proprio la stessa cosa. Allora, cosa è oggi importante fare? Il tempo è una risorsa preziosissima. L'apprendimento, soprattutto dopo una certa età, tende a essere usufruito in tempi brevi. Perché? Perché la mia capacità di attenzione è limitata. Io non faccio di lavoro più lo studente, faccio altro. Lavoro, una vita, devo andare a fare la spesa, quello che volete, ok? Allora, ci sono necessità specifiche dell'impresa e della persona. La strada è molto banale e questa ci viene anche da quello che è stato per esempio l'esperienza col Covid. Si fanno 2 giorni, 3 giorni. Iniziare percorsi seri di formazione short, cosa permette? Permette di realizzare quella cosa che è dagli anni 70 che ci raccontiamo. Devi formarti tutta la vita. Permette dal punto di vista lato impresa di fare un'altra cosa, mattoncini. Allora, noi 4 dobbiamo imparare a fare quella cosa. Però di te ne abbiamo parzialmente bisogno, perché dopo tu controlli, mi invento quello che farai. Lei fa parte del processo iniziale, io e lei siamo quella che lo finiamo. Sì. Ma perché dobbiamo farci tutto un percorso insieme? Tu ti farei un mattoncino, lei se ne fa 2, noi ne facciamo 8. E qual è che facciamo? Facciamo i mattoncini in funzione di cosa? In funzione, questo possiamo permettercelo, che quell'antenna che ha un'altezza diversa sia veramente, stia in piedi, mi invento, ok? Per quella commessa. Ho capito. Quindi la prima cosa
senza raccontarci film che non realizziamo, l'evoluzione che funziona è corto, percorsi formativi che possono essere poi acquistati, usufruiti, goduti a mattoncini. Questo permette di fare un'altra cosa fantastica, che tu hai fatto questo mattoncino, non ti vediamo più, ma ti vai a fare altri 2 mattoncini da un'altra parte. Ho capito. E quando noi ritorniamo insieme abbiamo i tuoi 2 mattoncini più i nostri 4. Questo permette la vera formazione continua che ha un senso. Quindi, scusa, finisco? sì, no, prego. In questa c'era una grande dicotomia, che noi abbiamo l'impresa che dà l'input, dovete saper fare questa cosa. Quello dall'altra parte non è mica detto che abbia voglia di farla, Certo. Questo risolve anche questo aspetto. Scusa. Risolve anche questo aspetto, che chi deve apprendere lo fa con meno sacrificio e con più attenzione. Cioè, da una parte flessibilità, perché l'offerta a quel punto diventa molto più grande rispetto a quella che c'era un tempo, e dall'altra però mi viene anche da immaginare un rapporto con le imprese, quella a distanza, cioè l'impresa a un certo punto emerge un'esigenza e la formazione non deve rispondere, anzi deve aver già previsto probabilmente che poteva emergere quell'esigenza. Sì, e infatti Giorgio, se mi permetti di intervenire, su spinta di fatto e idea di ENIPNet e Umanaforma, a Comonext abbiamo creato l'anno scorso la prima Manufacturing Academy d'Italia. Che cos'è di fatto? È un'academy, cioè una scuola, dove le persone, siano esse soggetti già collocati nel mondo del lavoro che hanno necessità di aggiornare le proprie competenze, oppure persone che hanno finito un iter scolastico e devono andare o desiderano collocarsi nel mercato del lavoro in un determinato settore, oppure rispondendo a quelle che sono le esigenze delle imprese. Di fatto abbiamo creato questa Academy che oggi vede 2 percorsi attivi. Sono percorsi brevi perché sono cicli di 6 settimane full time che ti consentono di conseguire un titolo, peraltro nella partnership c'è Comau, che è uno dei più grandi produttori robotici, e attualmente i corsi attivati sono quello di programmatore robotico o programmatrice robotica e manutentore o manutentrice robotica, che sono un esempio di quello che diceva Giorgio, 2 figure altamente ricercate, perlomeno nel panorama diciamo nord italiano delle PMI manifatturiere, che noi conosciamo bene, ma sono figure per le quali non esiste oggi nel sistema formativo italiano, sia scolastico tradizionale ma anche degli istituti tecnici o comunque di soggetti tipo ENIP, non esistevano percorsi di quel tipo. Perché? Perché mancavano anche le competenze docenti. Quindi di fatto, ad esempio, il nostro hub in questo contesto ha agito il ruolo di unire le necessità dei soggetti formativi, le necessità del mondo delle imprese, le necessità di chi fa collocamento di personale presso le imprese, e abbiamo messo le competenze, cioè chi conosce ad esempio i bracci robotici, chi li sa programmare. E vi assicuro, quello che diceva Giorgio, l'entusiasmo che tu vedi in queste classi è incredibile. Le chiamo classi perché sono gruppi di persone, ma non sempre sono giovanissimi. Per esempio, questo è un esempio concreto realizzato da ENIPNet. L'altra cosa, ad esempio, è più sul fronte meramente per l'aziendale. Noi, ad esempio, eroghiamo quello che chiamiamo il Rampapuno, il mondo è già cambiato. È un percorso di 2 giornate verticali da vivere presso il nostro Innovation Hub, dove di fatto, e qui non andiamo tanto nel verticale, ma prendiamo in carico la persona a 360 gradi, a prescindere dal ruolo che gioca in azienda e dalla industria in cui lavora, perché di fatto bisogna rendere tutti consapevoli che il mondo è già cambiato e sta già cambiando nel momento in cui parliamo. Quindi di fatto in questi 2 giorni noi, lo diciamo con un termine un po' forte, shakeriamo le persone, e il nostro obiettivo è che escano disorientate, scosse, quasi spaventate, rendendosi conto che, caspita, il WhatsApp che io uso per scrivere a mio marito e ai miei figli, in realtà
ha alla base una tecnologia che io potrei usare tutti i giorni nel lavoro, ma spesso questo non accade. Adesso cito WhatsApp perché è uscito più volte il tema della comunicazione. Per dire la realtà virtuale, un tema che anzi la realtà aumentata più che virtuale, cioè i nostri figli ci giocano da 15 anni. Che fatica stiamo facendo per agirla in produzione? A questo punto viene da chiedermi, ma le imprese hanno sempre chiaro ciò di cui hanno bisogno? No, almeno il nostro punto di vista è spesso arrivano con necessità molto puntuali riferibili ad un comparto piuttosto che ad un prodotto, ma in riferimento all'attorno di tutte le tecnologie oggi disponibili, e oggi significa ogni giorno disponibile perché l'innovazione è costante, no, ma perché? Perché di fatto giustamente l'imprenditore o i direttori, se si parla di aziende più grandi, sono molto focalizzati nel day by day sulla propria verticalità e non sempre hanno l'opportunità appunto di formarsi, di costantemente aggiornarsi. Però viene da pensare una cosa, l'imprenditore a un certo punto si confronta con delle criticità, dei problemi e di solito ciò che è bravo l'imprenditore è il problem solving, cioè la risoluzione del problema. Però poi quando esce dalla sua azienda, spesso, poi me lo confermate voi, non dice io ho questo problema, ti dice io ho bisogno di questo, che è un'altra cosa. Sì, bisogna orientare la domanda. Ma e perché secondo te, che tu ce l'hai il polso sulle imprese, hanno questo approccio? Hanno questo approccio, c'è una differenza, sai, da dire io ho bisogno di un problema, è un termine di scambio, anche di ordine economico, risolvimelo. C'è un problema di ruolo che sta cambiando per fortuna, perché qual è il problema di ruolo? I nostri imprenditori per molti anni hanno avuto un fortissimo ruolo sociale. Danno da lavorare alle persone. Abbiamo vissuto un periodo, che lo stiamo rileggendo, dove il ruolo di chi faceva impresa, adesso è innegabile, era un po' diminuito. Anzi, abbiamo avuto un periodo in cui chi faceva impresa, scusate l'esagerazione, me ne assumo tutte le responsabilità, era magari anche quello che evadeva perché aveva fatto i soldi, era un peccato. Ok? C'è il problema del tempo. Dire ho bisogno vuol dire avere una relazione molto mercenaria. Dammi la soluzione a questo problema che te la pago. Ok. C'è un'altra questione che oggi ci rendiamo conto e tutte le imprese cominciano a rendersi conto che, l'abbiamo visto con le academy aziendali, qualcuna funziona, qualcun'altra non funziona. Perché non funzionano le academy aziendali? Perché quelle che non funzionano non vanno? Perché fare il formatore non è una cosa che ti inventi da mattina al pomeriggio. Fare il formatore, far sì che le persone acquisiscano le competenze, richiede anni di esperienza. E richiede anni di esperienza e c'è il rapporto lato cliente che all'interno dell'azienda, se non lo imposti correttamente, degenera. Nel momento in cui, dicevo prima, sulla formazione short, imponi dei percorsi, stai facendo dei percorsi che normalmente sono percorsi di addestramento all'utilizzo di quella macchina. Sì. Formare a risolvere problemi è una cosa un po' più complessa. In Francia chi si occupa della formazione in azienda molte volte c'è la figura dell'ingegnere della progettazione dei percorsi formativi, cosa che facciamo anche noi. Entri in azienda nel caso di specie e dici scusa, vuoi una risposta? Fammi vedere come fai queste cose, spiegami in quale punto tu hai problemi, che affrontiamo quelle persone che in quel punto del processo o del sistema hanno delle necessità. La risposta era nella domanda, perché quando tu mi dici sai chi sa le cose in azienda? Il responsabile del processo produttivo, beni o servizi. Lui sa sempre di cosa ha bisogno, ma lui non è che sa solo quello che ha bisogno, sa in quale punto del processo ha il problema. Ho capito.
Però chi sta sopra di lui non ne ha sempre. La Le visione. nostre aziende non hanno mica un direttore di risorse umane tante volte. Costa soldi, sono aziende da 20-30 persone, delegano la funzione risorse umane all'esterno, molte volte associazioni in categoria, e cos'è che si delega? Fammi gli adempimenti amministrativi. Vabbè, ma ti faccio la busta paga, ti faccio il 770, vado dall'INAIL. E le persone? Allora a questo punto facciamo il passaggio. A voi capita di avere dei bisogni? Adesso avete ancora il rapporto con l'hub. Che Sì, cosa sì. chiedete? Ma allora, in realtà soprattutto, intanto conforto, spesso Vabbè, nel momento quello- storico. però aiuta. Però quello che effettivamente aiuta molto è, allora, intanto l'ambiente, ok? Si pensa sempre all'azienda, no? Come ai tempi del Taylorismo, del Fordismo, di tutto quello che vogliamo, dei libri di storia, di questo muro di cemento, ok? Muro di cemento in cui io dono l'anima al cielo, entro e poi la riprendo quando esco dopo 8 ore. Ad oggi non può esistere un'idea di azienda in questo modo. Non dico neanche che va fatta ad personam, ok? Ma l'azienda deve essere completamente attenta ai bisogni dei dipendenti. Quindi, e sta lì effettivamente, confermo, la lungimiranza, per esempio, dei fondatori della mia di azienda che quando erano in 5 mi hanno assunto. Quindi facciamo finta che anche un po' per merito mio che siamo a 40. Sicuramente no, ma diciamo di sì. Quindi il fatto anche per dire di andare a creare un rapporto, una sinergia in un ambiente che non è il muro di cemento, ma è un hub, è un qualcosa che permette al dipendente di dire: caspita, oggi vado in ufficio, però vado al bar e parlo magari con quello che ha fondato un'altra azienda che è sul mio stesso piano, parlo con un'azienda che mi può offrire un servizio. Già, perché ok? abbiamo dimenticato di sottolineare che voi siete All'interno di dentro, siete all'interno. esatto. Quindi comunque succede spesso, no, che per comodità uno dice: beh, siamo qua, vediamo se il servizio di cui noi abbiamo bisogno c'è in casa. Certo. E quindi e anche viceversa, quindi sicuramente Cos'è che dicevi? c'è Scusa, questo- No, dicevo viceversa, loro stessi sono diventati fornitori di un'altra azienda. Ah, vedi? Quindi, Ecco, sì. è questo che avviene poi? Anche Le imprese, ecco, il lato tuo cosa sì, avviene? allora questo avviene perché appunto il nostro hub non è verticale su una tematica. In Italia esistono dei poli, sia in Veneto che in Lombardia, ma in tutte le regioni, legati al pharma, allo sviluppo dell'innovazione solo digitale, piuttosto che allo sport. In realtà noi volutamente siamo un hub come cosiddetto generalista, vuol dire che all'interno abbiamo aziende che si occupano e quindi esprimono competenze relative a quel settore nel mercato aerospaziale, che significa tantissime cose, chiaramente adesso vado per termini generici, diciamo nel settore... Francesca sa che sono sensibile al tema. No, ma è vero, se parliamo Io di specifico competenze sempre cosa bisognerebbe facciamo. sempre dettagliare, però chiaramente il tempo è limitato. Abbiamo appunto tutto l'ambito sanitario, biomedicale, piuttosto che tutto l'ambito digitale, quello che si diceva, l'ambito legato a tutto quello che riguarda l'automazione, la robotica, la sensoristica, piuttosto che ad esempio chi si occupa di geodetica e geomatica, cioè quelle scienze che studiano il sottosuolo terrestre, oppure ad esempio fanno le previsioni meteo, visto che siamo in Veneto, per prevenire le famose bombe d'acqua che possono danneggiare per dire i vitigni, ad esempio. Quindi diciamo sono cose molto particolari che però coprono un wide range, un'ampia gamma di competenze che tramite il nostro modello di technology transfer noi utilizziamo per servire clienti che vengono da N mercati. Quindi per lo più lavoriamo chiaramente con le PMI manifatturiere, ma perché diciamo sono le aziende prioritarie nel tessuto economico nazionale, ma lavoriamo tantissimo anche con le aziende di servizi, moltissimo col terzo settore, piuttosto che anche con grandi società, le cosiddette large account, che hanno diverse necessità perché magari al proprio interno hanno già un R&D, hanno già tutta una serie di laboratori interni dove testare l'innovazione, ma magari gli manca quel quid su cui
una o più delle nostre lavorano quotidianamente da anni. Quindi anche lì l'intelligenza di aprirsi, ed è un'intelligenza del fare impresa, che sia dentro al nostro hub piuttosto che nel territorio, è un altro asset, è un altro soft skill assolutamente fondamentale oggi, non solo per essere competitivi, ma per restare vivi come aziende. Cioè, il tema, appunto, spesso le aziende fanno fatica, dicevamo anche prima, a fare sistema, a lasciare che qualcuno guardi dentro ad esse, ma in realtà nel momento in cui mi apro ricevo sempre qualcosa. Quindi anche questa è una cosa fondamentale Ma del tu fare. credi che ci sia ancora tanto di timore dei segreti industriali, il fatto di condividere magari la direzione che si è deciso di intraprendere? Cioè, secondo te c'è ancora un po' questa Sì, cosa? allora, al di là dell'opinione personale, la nostra esperienza dice che sì, soprattutto in determinati settori dove la competizione è molto alta, c'è Quali il sono questi timore. settori che... Beh, penso sicuramente all'automotive, tantissimo al manifatturiero legato alla produzione di utensili, ad esempio, ma anche il comparto tessile, dove noi, che sono diciamo i settori che noi frequentiamo quotidianamente, dove spesso noi stessi evidenziamo necessità comuni a tutte le aziende, che potrebbero anche essere lavorate. È un discorso che facciamo anche con le associazioni di categoria. Ci sono tutta una serie di necessità che oggi le aziende italiane hanno per cluster di riferimento, che potrebbero essere risolti con interventi di gruppo, chiamiamoli così. Assolutamente. Pensiamo oggi all'enorme tema del caro energetico, per il quale siamo interpellati, ve l'assicuro, almeno da 3 aziende ogni giorno. Con le comunità energetiche, eventualmente? Ad esempio, piuttosto che con interventi puntuali che però diciamo aspetta, prevedono nota a pie pagina, comunità energetica, un gruppo di imprenditori o privati o comuni, istituzioni pubbliche si mettono insieme, creano una sorta di consorzio, mettono a sistema ciò che riescono a produrre come energia, ovviamente rinnovabili, quindi l'eolico, il solare, il qualsiasi, e grazie, adesso la normativa italiana non è ancora al 100%, però fondamentalmente grazie a questo meccanismo riescono a recuperare una parte dell'energia, quindi avere uno sconto, mettiamola così. Le comunità energetiche adesso stanno emergendo anche in Italia. La Germania è il punto di riferimento, è una cosa che a sistema consentirebbe di abbattere i costi energetici, e la versione top, che già in Germania e nei paesi del nord si fa, consente persino di avere in casa la distribuzione. Immaginate un distretto industriale che cura la produzione e la distribuzione energetica. Potrebbe succedere qualsiasi cosa al di fuori dei confini e decidono loro il prezzo, perché loro lo producono fondamentalmente. Chiusa la nota a pie pagina. Sì, diciamo, questo appunto è un verticale tantissimo sulla questione energetica pura. Io mi riferivo in realtà, e lo sappiamo bene, le aziende consumano, utilizzano non solo energia elettrica ma acqua, ad esempio, che è un bene preziosissimo, e per cui diciamo il primo livello a cui mi riferivo io, ad esempio, è tutto ciò che riguarda l'efficientamento di processo di produttivo, per cui ribadisco, c'è un livello di base che potrebbe essere attivato nell'80% delle aziende, su cui poi magari fare poi delle soluzioni verticali riferibili a ciascuna azienda. Però ad esempio anche quello è un tema. Parlavamo stamattina anche dell'ESG, degli obiettivi di sostenibilità. Oggi quante aziende, ma anche in ambito formativo, si parla di sostenibilità, ma appunto, come stamattina altri dicevano molto bene, la sostenibilità non attiene solo il fatto che magari per andare a scuola, se usiamo i mezzi pubblici è meglio, o se a casa stiamo attenti alle luci, ma attiene il migliorare le performance, ad esempio, di tutto il sistema produttivo. Quindi non attiene solo ai consumi, ma anche al nostro modello produttivo, che spesso deve essere efficientato per tutta una serie di problemi. Giorgio, non ci scontriamo anche con il DNA dei nostri imprenditori? Perché giocano una partita in prima linea e poi gli si chiede di collaborare, è ovvio che vadano in difficoltà. Non è che la formazione in tal senso può suggerire, come dire, non dico dei percorsi alternativi, ma che esistono anche altre strade?
Altre strade esistono, dipende come ci poniamo noi con gli altri, no? Anche rispetto al fatto segreto impresa, non segreto impresa, sto sul mercato, sto su un territorio. Noi stiamo facendo un'esperienza bellissima, significativa, che nasce da una nostra rilettura. Abbiamo un problema cogente, abbiamo solo in Veneto 161 laboratori. Allora, al di là del fatto che ci piacerebbe avere i laboratori più innovativi del mondo, ma dopo anche su questo ci siamo fermati e abbiamo detto aspetta un secondo, forse anche no, perché in alcuni settori ci servono che siano veramente innovativi, in altri un po' alla volta innovativi. È il settore automobilistico, Certo. perché noi viviamo in un paese a effetto wow, ok, e quindi siccome nel 2035 non avremo più le macchine, ieri ci svegliamo, che laboratorio dobbiamo farci? Ok? E poi se uno si ferma e dice sì vabbè, ma fino al 2035 le auto ci saranno, quindi il laboratorio così c'è, mi serve, ok, dovrò anche fare dei cambiamenti. Dov'è l'esperienza significativa? Beh, allora io chiamo i produttori di auto, chi sta all'interno del prodotto, chi sta all'interno della catena del valore del settore automobilistico, e gli dico guarda che noi abbiamo un bisogno. Questi laboratori non sappiamo cosa dobbiamo fare, e poi e come dobbiamo formare i ragazzi in questo ambito qui? Perché te lo dico perché vengono a lavorare con te. Guardate che il settore automobilistico è un settore dove guai parlare uno con l'altro e non si parlano fra di loro, però a noi raccontano tutto. Ah. Cioè io come dei potrei confessori. raccontarvi non dico i segreti, ma insomma un po' di cose le so e che poi a me non me ne frega niente, e scopro che dopo in realtà, ma neanche all'imprenditore poi alla fine gli interessa più di tanto che gli altri sappiano, era vivere su questa isola chiusa, ok? Perché dove è stata l'apertura? Perché ci siamo aperti e perché ci danno anche i soldi o ci danno il materiale soprattutto? A me non interessa il materiale del laboratorio, perché quello cambia, mi interessa che mi dai il tuo formatore, magari che fa crescere il mio formatore, che posso trasmettere anche ai ragazzi, mi interessa ancora di più questo. Però essendo io terza parte, ponendomi una forma di ci sono i ragazzi da formare per le imprese del tuo settore, non la tua, del tuo settore. Guardate, io ho di quelle risposte incredibili. Noi oggi abbiamo un accordo con, per esempio, non so se lo conoscete, domani ci sarà Asconauto. Asconauto è il consorzio dei concessionari di tutta la ricambistica italiana, una roba che non so da quanti 1.000 miliardi sia, credo che insieme sia uno dei fatturati più grandi d'Italia, no? Però con noi sono di una apertura fuori da ogni cosa, e quando vengono da noi si trovano tutti i concorrenti loro nel bene superiore di formare i ragazzi. Sì, la formazione funziona anche in questo sistema, e hanno incominciato a fare più rete attraverso il fatto che dovevano dare una risposta a noi. È bellissima questa cosa. Io avrei una domanda per tutti e tre, quasi un po' a chiusura, e cioè all'interno di questo meccanismo che abbiamo visto, la startup, l'idea, il vostro ruolo all'interno di ogni organizzazione, su che cosa siete concentrati nel migliorare, nell'evolvere? Cioè, che cosa credete che dovreste fare su voi stessi per migliorare ulteriormente quello che state facendo? Ovviamente ognuno di voi ha un ruolo, chi nella startup, chi nella formazione. Cos'è che tu vedi come potrebbe essere un obiettivo? Tu vorresti essere più brava a fare che cosa? Su che cosa lavori? Domanda difficilissima, nel senso che vorrei migliorare su tantissime cose. Però secondo te qualcosa che è veramente funzionale, l'attività che fai? Allora, io peraltro ricopro una posizione professionale sconosciuta al mercato italiano, perché ricopro il ruolo di Opportunity Manager in Comonext e sono invece responsabile dell'area innovazione per le imprese di Sinext.
e di fatto ho due compiti principali ogni giorno. Verso l'esterno ho il compito di interloquire con tutti coloro che entrano in contatto con la nostra realtà, siano esse persone individuali, aziende, istituzioni, enti formativi, università, giornalisti, e cercare di, insieme a loro, creare la migliore opportunità per far sì che l'innovazione promossa all'interno del nostro hub sia utile ad essi e a migliorare le loro vite, usiamo questo termine generico. All'interno invece ho il compito costante di conoscere molto bene tutto ciò che le nostre aziende fanno, le innovazioni che propongono, e quindi costantemente entrare in relazione con loro, conoscere tutte le persone che lavorano in ciascuna azienda, perché prima toccavamo il tema delle abilità che sono diverse dalle competenze. Ad esempio, noi, in base alla grandezza e allo standing dei clienti che abbiamo, dobbiamo prendere sì chi sa costruire il rack, ma su un cliente dovrò andare col tecnico che parla col tecnico del cliente, ma se devo interloquire con l'amministratore delegato, allora dovrò prendere l'amministratore delegato, perché usano linguaggi completamente diversi, quindi anche questo livello, scusate l'inciso, ma quindi su di me di fatto quello che vorrei è sicuramente, grazie anche a chi ogni volta ci interroga su cosa facciamo, dovrei imparare e migliorare ad usare il mio linguaggio per far sì che diventi comprensibili da chi mi ascolta. Cosa non semplice, perché rappresentando una community così eterogenea è davvero difficilissimo. Hai tanti registri. Esatto. Quindi se c'è da andare nell'ultra verticale è molto semplice, paradossalmente. Far capire invece la portata. E vi dico, oggi non stiamo parlando solo di Comonext, ma di un sistema di innovazione italiano che è Sinext, e questa è l'ennesima potenza, quindi, come dire, per fortuna che poi ci sono, io li chiamo i traduttori pubblici, cioè gli addetti quelli che portano la stampa, verso il basso, i giornalisti che traducono affinché sia fruibile dal pubblico, come dire, l'importanza di, io lo dico sempre, di avere uno strumento così, perché di fatto noi ci sentiamo uno strumento nelle mani di tutti, degli imprenditori, dei formatori. Prima stamattina si parlava anche di genitori, che spesso c'è davvero la distanza che c'è tra quelli nati, cioè, come dire, chi è figlio di gente del Novecento, come dire, oggi ha un salto che è più di una generazione, perché la rivoluzione digitale ha creato degli asset mentali completamente diversi, quindi paradossalmente i miei figli sono più lontani da me rispetto a me. Dopo questa cosa sono diventato più bianco ancora di più. Cioè, però anche in questo, chi Io aiuta sabato compio gli anni, però però, un decennio in più mi carico. C'era un dettaglio importante, questo vale per tutti. Un messaggio, per essere tale, deve arrivare. Se non arriva è come se non fosse mai partito. Cioè, questa cosa la gente la dimentica. Se il messaggio non arriva, perché uno è lì che vuole sempre una roba, no, ma io non mi riconosco, voglio una cosa più sofisticata. Ok, ma se non arriva è come se non fosse mai partito. Giorgio. Allora, premessa lunghissima. La formazione per noi è competitività e inclusione. Finita la premessa. Punto. Vogliamo formare i lavoratori che rallentano il degrado del mondo. Chiuso. Ma personalmente? No. Non è personalmente. Noi ENAPE è una organizzazione a movente ideale. Ha una serie di asset valoriali. Noi ci muoviamo all'interno di quegli asset valoriali e nei termini più inclusivi del mondo. Chiunque in ENAPE. ENAPE per chiunque. Noi vogliamo questo. Seconda cosa che non stiamo facendo bene, e guardate che noi quando immaginiamo, parlo per me, per la responsabilità che ho, quando immagino ENAPE la immagino dà valore al territorio, esiste, non dai valore in quel territorio, chiusa. Cioè siamo molto semplici, proprio basici come cosa. Produci valore per il territorio in responsabilità, bene, non lo fai, chiuso.
Allora, c'è una cosa che internamente e congiuntamente esternamente facciamo fatica e sulla quale ci stiamo concentrando, ma non c'è ancora questo ritorno. Abbiamo di fronte uno scenario di cambiamento generazionale fortissimo e corriamo il rischio di perdere il grande, cioè in natura la biodiversità è un valore, abbiamo il rischio di perdere la cultura, la storia di chi produce beni e servizi sul territorio. E quindi una cosa sulla quale ancora non riusciamo a incidere è la formazione, il sistema duale, l'apprendistato. Che cos'è? È una scommessa sul futuro. Quando io prendo un ragazzo che me lo tengo per 2 anni, 3 anni, sto dicendo fra 2 o 3 anni ci sono, sarò un'impresa forte e darò una prospettiva a questo ragazzo. Ok? Quello sulla quale si sta lavorando, io vorrei che fosse più forte, è questo. Guarda che in questo sistema di lavoro, del mercato del lavoro, dove le persone entrano, escono, è una stupidaggine quella del segreto. Se tu hai 50 persone e ogni anno hai un turnover di 20, ma che segreti vuoi tenere? Queste 20 persone raccontano tutta la storia della tua azienda. Se tu invece fai sì che questo valore venga tramandato in un asset culturale, perché questa è una forza delle imprese. Certo. Questa è una cosa che è uno scenario di futuro e di responsabilità, la sentiamo tanto, dato quello che ti ho detto. Certo. Inclusione e competitività. Purtroppo, però sono ottimista come sempre, rallentare il degrado del mondo. Perché servono i lavoratori per rallentare il degrado, perché sennò... Certo. Ma allora, posto che, come diceva Francesca, dove si può migliorare, ma Sì. cioè, dove mi volto, cioè, trovo cose in cui potrei migliorare Sì. sempre. Dal punto di vista, se diamo un occhio più sull'ottica business, Sì. giustamente per il ruolo che ricopro, sicuramente il valore aggiunto che la risorsa umana può portare è, e qua faccio poker, che si parla di formazione, è il fatto di avere delle persone qualificate all'interno dell'azienda e far risparmiare denaro all'azienda. E questo come si fa? La formazione è l'intervento che effettivamente permette di raggiungere entrambi gli obiettivi. Il primo sicuramente perché la formazione dà le competenze e fa anche, sposando completamente l'idea di abilità e competenza come concetti diversi, permette anche di capire se quella persona ha l'abilità, okay? In tempi brevi, se la formazione e l'intervento è fatto bene. E quindi sicuramente aumentare la qualità e il know-how. E il costo perché? Perché parlo appunto dalla prospettiva di un'azienda giovane, perché l'età media è 30 anni, è che se io formo un dipendente, il costo del lavoro che io ho è il costo dell'intervento formativo. Certo. Non è il costo di una retribuzione, di un costo persona che mi parte. Poi chiaro, la persona qualificata la pago anche di più e gli do volentieri un aumento, però è un intervento economico che pesa diversamente sull'azienda, oltre che è anche un engagement. Il dipendente formato ritiene di dare valore maggiore all'azienda e l'azienda si fida di lui e quindi è un win-win ovunque. Alla fine del viaggio, Houston, abbiamo un problema, abbiamo trovato forse un po' di soluzioni, abbiamo analizzato che cosa vuol dire per una startup partire da un'idea, avere una startup, un'impresa, la formazione, mettere in rete le imprese e poi siamo finiti, o meglio, siamo ritornati al punto di partenza che è l'uomo, la donna e i valori. E io vorrei salutarvi con una frase che mi è di stimolo sul lavoro e che credo che possa essere stimolo a tutti, ed è una frase di una scrittrice americana che si chiama Anais Nin e lei in un libro, adesso non mi ricordo quale, però lei dice che noi non guardiamo le cose per come sono ma per come siamo, e quindi alla fine tutto questo lavoro dovrebbe partire su noi stessi, perché se non cambia il nostro punto di vista non abbiamo né le soluzioni, né le relazioni, né il miglioramento, né la formazione, non abbiamo tutto il resto. Con questo io credo che si possa chiudere e vi salutiamo. Grazie a tutti.
Beh, bravi.